Si è conclusa l'assemblea elettiva quadriennale della CNA Sicilia che si è svolta a Palermo presso il Maria Convention Center. Il titolo, Una visione futura, progetti, impegno, responsabilità, ha visto l'elezione di Filippo Scivoli a presidente regionale e la riconferma di Piero Giglione come segretario regionale, segnando così un nuovo capitolo per l'associazione che rappresenta le piccole e medie imprese della Sicilia. Filippo Scivoli è un imprenditore del settore delle pulizie, presidente uscente della CNA di Enna, e porta con sé una lunga esperienza nel mondo associativo e un impegno concreto a sostegno delle imprese del territorio, e la sua elezione rappresenta una continuità nell'azione della CNA con l'obiettivo di rafforzare il ruolo delle piccole e medie imprese siciliane in un contesto economico sempre più complessivo. Piero Giglione, riconfermato alla segreteria regionale, ha affermato: continueremo il lavoro avviato rafforzando i servizi alle imprese e la nostra presenza sul territorio. Priorità assoluta sarà l'innovazione digitale e la transizione ecologica. Accompagnando le aziende in questo cambiamento epocale, lavoreremo per creare reti tra imprese e migliorare la competitività del sistema Sicilia, con particolare attenzione ai giovani imprenditori e all'artigianato di qualità. Ringrazio Nello Battiato, ha concluso Piero Giglione, per il prezioso lavoro svolto in questi anni. L'Assemblea ha visto la partecipazione di istituzioni, imprenditori e esponenti del panorama economico regionale ed europeo, i saluti dell'assessore al Comune di Palermo Ferrandelli, del vicepresidente dell'ARS Di Paola, del vicepresidente della Camera dei Deputati Mulè. Il presidente uscente Salvattiano Battiato ha tracciato un bilancio quadriennale trascorso. Al centro del dibattito la tavola rotonda Costruire il domani, la CNA tra Europa e territorio, moderata da Gaspare Borsellino, con gli interventi degli europarlamentari Giuseppe Lupo, Leoluca Orlando, Marco Falcone, Ruggero Razza e Giuseppe Milazzo, oltre all'assessore regionale Edi Tamaio e al presidente della commissione antimafia Antonello Cracolici. Momenti di riflessione si sono alternati a performance artistiche legate all'artigianato, curate da Stefania Bruno e Salvo Pipero, mentre le conclusioni sono state affidate al presidente nazionale della CNA, Dario Costantini. In queste settimane la CNA sta eleggendo il proprio gruppo dirigente, 12.500 dirigenti in tutta Italia, insomma dà anche la misura dei numeri della nostra confederazione. Oggi in Sicilia una grande CNA, e quindi sono qui per ringraziare tutte le imprenditrici, tutti gli imprenditori, le pensionate e i pensionati che si mettono al servizio dei propri colleghi, perché ci aspettano ovviamente ancora tempi duri, ma siamo molto determinati sempre a rappresentare al meglio le nostre aziende. La Sicilia è una regione importante del nostro sistema, mi fa piacere di essere qui alla loro assemblea regionale, ho partecipato anche ad altre assemblee. È da anni che danno un contributo di crescita al nostro sistema, stanno valorizzando la loro presenza sul territorio, hanno ottime relazioni con le istituzioni e che ci rispettano sempre e sono sempre ben presenti alle nostre attività. Noi confidiamo che la Sicilia continui e dia una mano in questo percorso in cui il nostro sistema cerca di dare una risposta al mondo della piccola impresa, dell'impresa diffusa, che è l'ossatura della nostra economia. Dobbiamo fare in modo che questa impostazione, che parta dal ruolo della piccola impresa, diventa la scelta fondamentale che i livelli politici ed istituzionali devono fare, e credo che l'occasione odierna sarà importante sotto questo punto di vista, come il tema dell'Europa, che ormai è sempre più centrale rispetto alla prospettiva, anche in vista del tema delicatissimo dei dazi. Oggi si conclude il mio percorso dopo 8 anni di presidenza regionale. Sono stato ultimamente carico di tanti problemi, ma anche di tanti risultati e successi. Uno di questi è quello che siamo riusciti a portare nell'abbinamento nazionale come CNA, che eravamo settimi a livello regionale, oggi siamo i secondi in Italia come abbinati INPS, un grande traguardo che abbiamo ottenuto come CNA Sicilia per il lavoro che abbiamo svolto tutti insieme, tutte le 9 province. Guardo con fiducia il futuro della CNA siciliana, in quanto stiamo lasciando un percorso già
dove c'è stata tracciata una bella semina. Di conseguenza sarà importante che si segua su questo solco per avere risultati anche nel futuro. In questo percorso si è creato grande entusiasmo all'interno della nostra organizzazione, dai mestieri, dai territori, dalle mestieri regionali e raggruppamenti di interesse. Più di 1200 imprenditori si sono avvicinati alla nostra organizzazione. Un cambio generazionale, anche di genere, giovani, donne si sono avvicinate alla nostra organizzazione e abbiamo stipulato un patto tra CNA e il mondo delle imprese che producono, che creano posti di lavoro in Sicilia. Lo abbiamo fatto e l'abbiamo voluto in una visione futura, questo è il nostro tema, all'interno di un progetto complessivo che parte dalla CNA nazionale, che è la settimana dell'Europarlamentare. Abbiamo in quella settimana avuto modo di far conoscere agli europarlamentari siciliani le nostre imprese, le eccellenze, i problemi, le prospettive, i suggerimenti che arrivavano da quelle imprese. L'abbiamo voluto confermare all'interno di questa assemblea in una tavola rotonda dove gli imprenditori faranno delle considerazioni, faranno delle domande agli europarlamentari, sperando che questo connubio, questo confronto possa rilanciare quelle che sono le esigenze della nostra terra.